docenti del 199 corso. Lo firmate voi? E avendo l'orgoglio di essere come forza di polizia tra le istituzioni più credibili del Paese, abbiamo questa responsabilità. Ecco perché a questi ragazzi ho rivolto l'invito a che questa apertura di credito che le comunità rivolgono alle nostre istituzioni, alla missione che ci è stata assegnata, debba essere coltivata e rafforzata ogni giorno, perché la credibilità si guadagna con il lavoro, con l'abnegazione, con l'esempio, con il far percepire che non sono le comunità che sono al servizio nostro, ma noi siamo al servizio delle comunità. L'autorità è principalmente servire e su questo credo che ovviamente chi ha molti più compiti e molte più responsabilità dovrebbe avere scolpita questa regola di vita. Ovviamente parlavo a loro, ma parlavo primariamente a me stesso e a tutti quelli che hanno compiti di responsabilità. Loro sono i primi di un nutrito gruppo di ragazzi che, invertendo purtroppo una modalità che negli ultimi anni aveva caratterizzato la nostra amministrazione, quindi con poche uscite dalle scuole, invece adesso stiamo per fortuna invertendo la tendenza. Di qui all'aprile del prossimo anno usciranno quasi 3.000 ragazzi, c'è un piano straordinario di ripianamento al 50% delle vacanze per i prossimi 5 anni, quindi noi immaginiamo che le scuole debbano sfornare quanti più operatori di polizia, come peraltro stanno facendo le consorelle Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, perché credo che oggi i cittadini vogliano vedere il tema della percezione della sicurezza, che non è una banalità, ma alla quale noi sempre più dovremmo prestare attenzione, passa anche attraverso una efficace e effettiva presenza sul territorio. E purtroppo, siccome c'è stata una stagione nella quale si immaginava che i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri fossero troppi, c'è stato il blocco del turnover e questo ci ha molto falcidiato. Oggi noi abbiamo organici ai limiti, ma soprattutto abbiamo medie molto alte, perché il problema non è solo quello di essere pochi, e il problema molto spesso è quello di essere vecchi, perché questo è un lavoro che si fa sì con l'esperienza, con la maturità, ma si fa anche con l'energia di chi deve affrontare le notti, gli orari non sempre favorevoli, e quindi questa rigenerazione della nostra amministrazione credo che sia una buona cosa per tutti, anche per questo territorio che, come tutti i territori del nostro paese, non è indenne da criticità, non è indenne da possibilità e a volte qualcosa di più di possibilità di infiltrazioni malavitose, e credo che la gente abbia il diritto, il sacrosanto diritto di vedersi protetta, rassicurata, tranquillizzata, e questo è il nostro compito, e quindi anche oggi con questi ragazzi, e ripeto, sempre più sarà una missione che intenderemo assolvere al meglio delle nostre possibilità e delle nostre capacità. Pronti alla morte.